Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Sammarro SRL è azienda leader nel settore delle vernici, cartongesso, resine, isolanti e sistemi a cappotto. Punto di riferimento per marchi di prestigio come Baifar, Duco, Alcas, Gyproc Saint-Gobain, Index e tanti altri. Proponiamo una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. Inoltre forniamo assistenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Si effettuano consegne a domicilio. Nella nostra struttura vengono tenuti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento destinati ai professionisti del settore, anche con rilascio di crediti formativi. Sammarro SRL colora, decora e rinnova. Ma non ha visto il cartello? GPL. Ah. Mi scusi. GR6 GPL. Nessun limite. Full optional di serie a soli 21.000 euro prezzo fisso. Sempre. Blue Cars, concessionaria DR per Cosenza e provincia, vendita e assistenza. Via Panebianco 520 a Cosenza. Blue Cars è anche rivenditore di auto import-export delle migliori case automobilistiche. Buon pomeriggio da Anna Franchino, ben ritrovati a una nuova settimana di Qui Mercato. Stavamo un pochino ridendo sotto i baffi con il mio ospite di oggi. Ve lo vado subito a presentare, Domenico Roma. Buon pomeriggio Domenico e grazie per essere nostro ospite. Stiamo parlando di storie che riguardano non il calciomercato ma di altro e non vi possiamo svelare ulteriori segreti che abbiamo. Va bene, andiamo avanti, andiamo a presentare il nostro compagno di viaggi che vediamo in collegamento perché lui si trova in diretta dalla redazione di Calciomercato Report. Buon pomeriggio ad Attilio Malena. Buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio anche a Domenico e chi ci segue da casa, ben trovati. Allora Attilio, iniziamo subito con le novità di mercato di oggi, poi entreremo nel vivo della nostra discussione di oggi e andiamo a vedere proprio le breaking news di giornata, anche se insomma è una settimana abbastanza calda di calciomercato. Abbiamo visto diverse squadre che insomma stanno allestendo gli organici, poi ovviamente ci saranno anche le prime partitelle, parleremo anche della Coppa Italia perché scenderanno in campo il 4 di agosto le tre calabresi, Reggina, Rende e Catanzaro, invece Cosenza e Crotone entreranno nella seconda fase l'11 di agosto. Ma andiamo con ordine, partiamo dalle breaking news di oggi e poi insomma parliamo di altro. Assolutamente, partendo per quanto concerne il Cosenza su un interesse sempre vivo per Karamo Cissé, certe trattative fanno dei giri immensi e poi ritornano, un'idea che torna assolutamente d'attualità per il Cosenza e da tenere in considerazione per quel che concerne il reparto d'attacco. Il Cosenza riabbraccia Daniele Sciaudone che ha detto addio al Novara, pronto a firmare un contratto biennale ed essere presto a disposizione alla corte nuovamente di Piero Braia. Breaking news che chiamano in causa anche il Catanzaro perché ci siamo, addirittura d'arrivo la cessione di Dursi al Bari via Napoli che verserà nelle casse del Catanzaro 1 milione di euro e tra pochissimo sveleremo a chi il Catanzaro sta pensando per far raccogliere un'eredità pesante di uno dei calciatori senza dubbio più positivi nella scorsa stagione. Poi il Crotone possibilmente in uscita, anche se i pitagorici non hanno nessun tipo di intenzione di privarsi di Ahmad Benali. Il Perugia insiste, resta il primo obiettivo per distacco di Massimo Oddo per la mediana. Il Crotone però a meno di offerte indecenti, a meno di un'offerta shock al momento non è arrivata, non intendono assolutamente privarsi né di Ahmad Benali né tantomeno di Juan Cosini per un mercato, quello del Cosenza e del Crotone, che sta entrando nel vivo con telenovele pronte ad essere risolte da un momento all'altro, ma ci arriveremo tra pochissimo.
Già lavorando sulle grafiche che abbiamo preparato per oggi. Intanto parliamo di questa prima competizione, Domenico, la Coppa Italia, che è la vera prima competizione ufficiale, è calcio d'agosto perché si parte il 4 di agosto, però Rende, Reggina e Catanzaro saranno le prime calabresi a scendere in campo come vuole il tabellone, perché vedrà insomma partire le calabresi di Serie C e poi entreranno in una seconda fase anche Cosenza e Crotone, il Cosenza che potrebbe sognare una sfida con la Juventus, sì, in base agli incroci, ovviamente. Agli incroci potrebbe arrivare, sì, ora si inizia con chi ha meritato di partecipare alla Coppa Italia di Serie C, la nazionale, quindi con il Catanzaro, la Reggina e il Rende, quindi inizieranno con tre di partite ostiche in realtà, perché Rende, se non erro, la prima la andrà a giocare a Vercelli, quindi diciamo che è già un primo banco di prova delle scelte di mercato che sono state operate. Naturalmente non saranno test attendibilissimi, perché molte rose sono ancora in fase di completamento, alcuni rooster vanno completate, quindi diciamo che tra le squadre calabresi sia Reggina che Catanzaro hanno una squadra già diciamo quasi al completo, manca ancora qualche piccolo puzzle, invece il Rende è in fase di costruzione, quindi vedremo come stanno nascendo le nuove squadre calabresi in C. Allora, vediamo quali saranno gli incroci. La Reggina ospiterà il Vicenza, mentre il Catanzaro la Casertana, e il Rende invece giocherà in trasferta con la Pro Vercelli. Poi ovviamente in base agli incroci il Cosenza potrebbe affrontare una tra le vincitrici di Monopoli Ponsacco, mentre il Crotone potrebbe ospitare infatti un altro incrocio, dipende ovviamente da come saranno i risultati, e poi ovviamente entreranno in una seconda fase, in una terza fase alcune squadre di Serie A, e poi successivamente nel mese di gennaio le cosiddette teste di serie, le 8 più importanti, tra cui ovviamente Juventus, la Lazio e insomma tutte teste di serie appunto del campionato di Serie A. Attilio, in base a questa notizia insomma che abbiamo dato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali, insomma tu hai già guardato come me il lungo, perché insomma ovviamente chiedono chi potrebbe essere l'ipotetica squadra di Serie A che affronteranno i Lupi oppure il Crotone, ma perché no, potrebbero esserci anche le sorprese Reggina, Catanzaro, Rende. Sì, certamente si inizia a fare sul serio con degli impegni probanti a partire da Rende, senza dubbio che avrà la possibilità di misurare al momento quali sono le reali possibilità di competere in un campionato che si prospetta realmente molto complicato, un'autentica B2, ne abbiamo parlato più volte nel corso dell'appuntamento con Qui Mercato, una trasferta probante come quella di Vercelli, ma anche si fa sul serio a Reggio Calabria, una Reggina che ha quasi completato, per dire la verità, il mercato con 9 operazioni, tutte importanti, dalla difesa per rinforzare il centrocampo, manca la ciliegina sulla torta che arriverà in un secondo momento per quel che riguarda l'attacco, ma il Vicenza è un avversario assolutamente da non sottovalutare, come Immodicarlo in panchina, Alberto Gilardino per la Pro Vercelli e il Catanzaro che dovrà ospitare una Casertana probabilmente ridimensionata rispetto alle partenze della scorsa stagione. Si inizia a fare sul serio e poi quando entreranno in gioco Crotone e Cosenza, lì realmente il gioco si farà duro, mentre il Cosenza avrà la possibilità di essere senza dubbio più competitivo e più completo rispetto alle possibilità attuali della rosa di Piero Braia, mentre per il Crotone è in arrivo anche Mustacchio, una telenovela destinata a concludersi positivamente nelle prossime ore, un Crotone che dovrà poi regalare a Giovanni Stroppa un altro attaccante, ma finalmente si comincia, come giustamente diceva l'amico e direttore sportivo Domenico Roma, sono test probanti che probabilmente daranno anche delle indicazioni, degli spunti per il futuro del mercato, anche perché si inizieranno a capire cosa manca a tutte le formazioni calabresi.
Vedevamo proprio delle grafiche, grazie a Luca Chito e regia. Io vorrei vedere la prima che riguarda proprio il Cosenza, partendo dai lupi, perché i lupi sono al quinto giorno, possiamo dire, di ritiro in quel di San Giovanni in Fiore, corrono, sgambettano, come si dice in questi casi, però c'è questo possibile ritorno, insomma, manca davvero pochissimo alla firma fra il Cosenza e Daniele Sciaudone. Se stiamo insieme ci sarà un perché, diceva Attilio Malena. Quale sarebbe il perché? No, il perché è senza dubbio la voglia comune poi di riaversi Sciaudone per avere un ruolo senza dubbio da protagonista che probabilmente nessun'altra squadra gli potrà offrire, e il Cosenza che ha una necessità urgente di recepire un centrocampista. Sciaudone, lo ricordiamo tutti, ha avuto un impatto assolutamente devastante nella scorsa stagione al Cosenza ed è stato uno dei primi nomi indicati per un'eventuale conferma da Piero Braia. Era una trattativa battezzata, serviva tempo, il calciatore ha rotto con il Novara, firmerà a meno di colpi di scena dell'ultima ora un contratto biennale con il Cosenza e il Cosenza potrà averlo con sé, questa volta non in prestito ma a titolo definitivo. Ma il mercato del Cosenza praticamente è solamente all'inizio. Alla corte di Piero Braia arriveranno almeno altri 9 innesti, anche per compensare le possibili partenze. Quella di Varone fa sul serio la Salernitana, fa sul serio l'Alessandria, per quella di Mungo, per cui fa sul serio la Feralpisalò, e delle possibili occasioni di mercato che riguardano anche lo stesso Tiritiello richiesto da Virtus Francavilla e Catanzaro. Ma il mercato del Cosenza deve entrare ancora nel vivo. Sciaudone è solo il primo passo di tanti altri arrivi destinati ad arrivare proprio per la maglia dei Silani. Ed è tornato a parlare anche Angelo Corsi. Domenico è il capitano, insomma, dopo il lungo infortunio in questi mesi ha lavorato duro per essere pronto proprio per la fase pre-ritiro, e poi nell'intervista che abbiamo anche mandato nel corso dei nostri telegiornali ha detto: è più importante il noi che l'io, cioè lui sta accogliendo i nuovi arrivati, quei pochi che ci sono al momento in casa rossoblù, però insomma ha fatto già capire qual è la strada da intraprendere a chi arriva in casa Cosenza. Beh certo, lui è il leader carismatico all'interno dello spogliatoio, tant'è che ne prova anche la lettera commovente di Palmiero come saluto alla città e alla società, che in ultimo ha voluto citare proprio Corsi come uomo esempio per chi deve arrivare a Cosenza, perché negli anni ha dimostrato di tenere tantissimo a questa maglia, di essere molto cosentino, fatemi passare questo termine, quindi negli anni ha fidelizzato quella che era la sua maglia, è diventato sicuramente uno dei pilastri all'interno di uno spogliatoio che, come dicevi tu, negli anni è mutato tantissimo. Ora ci potrebbero esserci altre partenze di gente che ha fatto tanto e bene per il Cosenza, che magari ora ha finito un ciclo e sta cercando di nuovi stimoli per poter continuare a calcare palcoscenici importanti, tutto qua. Ha detto Attilio che mancano 8-9 innesti alla squadra rossoblù per insomma, essere una formazione competitiva. Intanto venerdì ci sarà la prima uscita, la prima partitella con la Morrone, vedremo cosa succederà. Poi ovviamente ci saranno altre due amichevoli in programma, l'ultima proprio con il Corigliano. Insomma è un Cosenza che piano piano sta cercando di trovare una nuova veste. Il direttore sportivo Trinchera sta lavorando, l'abbiamo visto nei giorni scorsi parlare fitto con il direttore sportivo, con l'allenatore, scusate, Piero Braia. Hanno avuto anche una riunione col presidente Guarascio, quindi hanno fatto il punto della situazione, stanno cercando le pedine giuste al posto giusto da affibbiare, insomma da assegnare all'allenatore, e poi saprà lui come plasmarle per dare una nuova forma a questo Cosenza. Beh certo, come è già successo anche la passata stagione, bisogna avere calma, bisogna capire i momenti giusti per poter andare su un calciatore, portarlo a sé. Ora è il caso di Sciaudone, perché il Novara stava ridimensionando quello che era l'obiettivo della passata stagione, quindi diciamo che Trinchera sa bene quando è il momento di intervenire, su chi intervenire e quali tipi di giocatori dover prendere, sa
chi fa il caso del Cosenza, chi in questo momento su quale reparto magari ha più bisogno di andare a intervenire, quindi bisogna solo aspettare e dare fiducia al direttore e alla società, e sono convintissimo che gli obiettivi prefissati arriveranno a Cosenza. Allora Attilio, tu parlavi anche del Crotone che si sta guardando intorno, c'è il pressing del Perugia, se non sbaglio, su uno dei capisaldi, insomma, della squadra rossoblu, che è Benali. No, la grafica si riferisce invece al Catanzaro. Ad Attilio volevo chiedere, insomma, c'è stata anche questa prima uscita in amichevole per il Crotone, qual è la situazione per quanto riguarda i pitagorici? No, Stroppa ha avuto senza dubbio delle indicazioni molto importanti nel corso del primo test, vinto in maniera larga come probabilmente ci si aspettava contro lo Scandale, ma manca ancora qualcosa, come ha anche candidamente ammesso l'ex tecnico del Foggia, manca qualcosa sugli esterni e manca probabilmente qualcosa in attacco. La difesa è stata completata, manca solo un tassello, un centrale di piede sinistro che il Crotone sta individuando con molta calma. Il centrocampo, la zona centrale potrebbe essere a posto così se Benali rimanesse alla corte di Giovanni Stroppa. Sugli esterni manca qualcosa. Sugli esterni manca qualcosa, e in arrivo praticamente in diritto... Sì, no, continua tranquillo. Mi erano venuti a dire che in pratica la grafica si riferisce al Crotone, non al Catanzaro, come erroneamente ho detto prima, e che riguarda appunto il giocatore Musacchio di cui tu stavi appena parlando. Assolutamente, poi tra l'altro, Anne, è una delle novelle che stiamo raccontando dall'inizio della nostra trasmissione. Quando arriverà l'ufficialità, quando arriverà l'accordo definitivo, finalmente ci siamo. Nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca con Mustacchio, che presto arriverà da Giovanni Stroppa. E poi manca qualcosa in attacco. Il Crotone sta lavorando alla permanenza di Stefano Pettinari. Qualora però le parti non dovessero raggiungere un accordo, il Trapani è pronto ad inserirsi. Anche il Trapani è sulle tracce di Stefano Pettinari. Faccio un piccolo passo indietro su un altro obiettivo del Cosenza per la difesa, che è Schiavi. Premesso che il Cosenza ci abbia pensato non come sostituto di Dermacu, ma come una delle pedine nel pacchetto arretrato, perché il colpo in difesa ancora il Cosenza non lo ha messo in cantiere, dal nostro punto di vista, dalle informazioni in nostro possesso, Schiavi dalla fine settimana scorsa si è allontanato dal Cosenza. Schiavi che è in uscita dalla Salernitana, spingono forte soprattutto più il Pordenone che l'Ascoli. Oggi però Schiavi, da quanto ci risulta, è più lontano dal Cosenza rispetto a qualche giorno fa, quando l'accordo sembrava realmente ad un passo. Allora, parlando proprio di Crotone, stavo vedendo proprio nella pagina ufficiale dei pitagorici che c'è stata questa partitella in amichevole con lo Scandale, la squadra di prima categoria, proprio nelle vicinanze della sede del ritiro dei rossoblu. 14 le reti messe a segno. A Domenico chiedo, insomma, l'ho chiesto diverse volte in queste settimane, il Crotone che punta nuovamente su Stroppa ha deciso ovviamente di dare di nuovo fiducia a questo tecnico, che ha dato evidentemente ampie garanzie durante la seconda parte di stagione. Come mi era già capitato di dire, per me è la scelta giusta, la scelta ideale. Si è cercato di dare continuità a un progetto che era partito dalla passata stagione. Secondo me Stroppa è un ottimo allenatore, è un allenatore che può dare quel quid in più in questo momento al Crotone, quindi immagino e credo che sia la scelta più giusta e più intelligente da poter fare. È un Crotone che secondo te può, ha tenuto un po' sotto traccia i suoi obiettivi stagionali, o meglio, può puntare a qualche cosa in più, nel senso, le zone alte della classifica, secondo te? Secondo me, dopo lo scotto pagato la passata stagione, con magari delle dichiarazioni importanti a inizio stagione, quest'anno cercheranno di tenere un profilo più basso e di fare meglio di quello che è stato fatto, perché alla fine con una squadra importante si stava rischiando veramente di retrocedere. Invece quest'anno nessun proclamo, nessuna dichiarazione roboante, lavoro, testa bassa e cercare di ottenere l'obiettivo.
magari non parte proprio come primissima candidata al salto di categoria, ma secondo me alla fine sarà tra quelle che andrà a lottare per poter fare un ottimo campionato. Ti ripeto, non per il salto diretto di categoria, perché magari in questo momento ci sono un paio di rose un po' più attrezzate, però secondo me alla lunga potrà fare bene, anche perché rispetto magari ad altre formazioni, secondo me ha un ottimo tecnico, a me piace molto Stroppa. Attilio, noi stavamo discutendo del Crotone, però insomma vedo che ci sono diverse notizie che riguardano anche altre squadre di Serie B, in particolare stavo leggendo la notizia che riguarda Varone, che ci sono 2 club in pressing per lui proprio a Cosenza, ma non è l'unica notizia che riguarda proprio tuttob.com, ci sono tantissime notizie di mercato perché è una settimana calda questa, giustamente si è partiti per i ritiri, si vuole allestire l'organico e farlo andare in preparazione in vista proprio dei primi impegni ufficiali. Sì, provo a focalizzarmi sulle 3 formazioni maggiormente scatenate sul fronte mercato, 3 formazioni che hanno delle ambizioni realmente importanti per la prossima stagione. Il Pescara, che è tornato a chiedere al Napoli non solo Palmiero, ne avevamo parlato, il patto di ferro che poi è stato rispettato tra il presidente Sebastiani e il Napoli, con Palmiero che vestirà la maglia del Delfino nella prossima stagione. Il Pescara che torna a chiedere Tutino, ma è un obiettivo complicato. La Cremonese, altra formazione che ha un incontro in agenda con il Frosinone per un vecchio obiettivo di mercato che è Daniel Ciofani. L'Empoli che ha intenzione di regalare prestissimo a Christian Bucchi, in arrivo l'ufficialità sia per quel che concerne Stulac sia per quanto riguarda anche l'arrivo di Jacopo Dezzi, entrambi addirittura d'arrivo dal Parma. E poi il Frosinone che sta resistendo strenuamente agli assalti di Hellas Verona e Lecce per Camillo Ciano. Il Frosinone vorrebbe tenerli, la volontà però del calciatore sarebbe quella di provare e di tentare il salto in Serie A, ma al momento né la Sverona né tantomeno i salentini hanno convinto il Frosinone con un'offerta convincente. E poi infine il Benevento che ha accolto Marco Sau, altro colpo che nelle idee di Pippo Inzaghi può far fare il salto di qualità al reparto offensivo. Il Benevento che resta anche sulle tracce di Pinato, che Inzaghi ha avuto a Venezia, Pinato che però piace ad altri almeno 2 club di Serie B. Intanto do il benvenuto, è stato appena microfonato l'altro nostro ospite di oggi. Buon pomeriggio all'avvocato Luciano Cuozzo, grazie per essere venuto nostro ospite. Grazie a voi, scusate per con un po' di difficoltà di traffico, possiamo dire così. Allora, stiamo parlando proprio con lei, volevo chiedere questa cosa del Cosenza, un Cosenza che è in diesel, a rilento, insomma, sta andando questo mercato, però a quanto pare il DS Trinchera sa già quali sono gli obiettivi che bisogna acquistare, però ovviamente si attende forse qualcosa, diciamo, possiamo dire, un po' a meno prezzo. Sì, in effetti il Cosenza non può certamente fare un mercato simile a quello che fanno le società che puntano alla promozione, Benevento, Empoli, che come diceva Attilio, che saluto caramente peraltro, in effetti si sono già lanciate su Mancuso, l'Empoli, l'ex centravanti del Pescara, Sau, lo stesso Benevento ha fatto ulteriori acquisti, insomma hanno già avevano un'intelaiatura forte, stanno puntando a rinforzarla. Quindi il Cosenza deve fare il calciomercato, diciamo, delle squadre che diciamo, sono di seconda linea, potremmo dire, quindi spesso ecco, ci sono degli obiettivi che rimangono segreti e si aspetta che magari le altre squadre che cercano gli stessi obiettivi magari raggiungano, colgano gli elementi che vogliono acquisire e quindi rimanga spazio libero per il Cosenza o per squadre come il Cosenza che appunto agiscono sotto traccia. Ecco. Certo,
Noi, la tifoseria ha... Infatti volevo chiederle proprio questo, sì, c'è un po' di preoccupazione, qual è? Allora, io credo che dopo 2 anni che si conosce Trinchera e soprattutto si conosce anche Braglia, o meglio le indicazioni che Braglia dà a Trinchera e poi effettivamente gli elementi che questo riesce poi a prendere, la tifoseria deve avere fiducia, ha il dovere di avere fiducia, perché in effetti sono stati fatti 2 buoni mercati nelle stagioni precedenti, anche con ottimi momenti di riparazione, quali quelli del mercato di gennaio. Per cui la tifoseria ha questo dovere di rimanere tranquilla e fiduciosa, però è ovvio che se ci paragoniamo, se prestiamo troppo l'orecchio a quello che è l'atteggiamento, ripeto, delle squadre più blasonate o anche delle cosiddette squadre di categoria, quelle che hanno un'abitudine ad individuare, a conoscere e a tesserare determinati calciatori, tipo il Pescara per esempio, che sta facendo sicuramente una buona squadra anche se forse in attacco non ha preso grossissimi nomi. Il tifoso rimane un po' scettico, dice ma quando verrà la nostra ora, quando riusciremo a fare un acquisto che ci consenta di alzare la fatidica asticella. Certo. Io dico, torno a dire, questo è un ragionamento che i tifosi, coloro che seguono sempre continuamente il Cosenza, dobbiamo un attimo mettere da parte e avere fiducia e continuare a fidarci di tecnici che finora non hanno mai deluso le aspettative. In effetti. E questa notizia di Sciaudone che arriva proprio... Sì, io sinceramente Sciaudone nella mia personalissima lista avevo notizie da un po' di tempo. Credo che si dovessero più risolvere le problematiche del calciatore con il Novara piuttosto che raggiungere un accordo con il Cosenza. Quindi io Sciaudone l'ho sempre considerato dei nostri, ecco. E certo questo fa il paio con quello che si è detto poc'anzi. Il Cosenza a volte deve aspettare, le società come il Cosenza debbono aspettare, non hanno budget elevatissimi, non hanno i paracadute di cui godono le società retrocesse dalla A, quindi per non andare a buttare del denaro sul mercato, magari avendo anche fretta e come spesso capita anche acquisendo calciatori che poi magari non ci servirebbero o non ci serviranno poi in futuro, quindi quegli elementi certi bisogna attendere come nel caso di Sciaudone anche che risolvano problematiche fra loro e le società d'appartenenza e poi si concludono in effetti positivamente. Si ratificano, si formalizzano ciò che di fatto magari era già stato raggiunto con la nuova società, col Cosenza, ecco, nuova società per modo di dire, perché Sciaudone già è come se fosse una sorta di riconfermato rispetto all'anno scorso. Certo. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di mercato, vi aspetto. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, seconda parte di Qui Mercato. Attilio, ci sei? Insomma, siamo lasciati con le parole dell'avvocato Cuozzo che insomma ci ha fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda ovviamente il sentore dei tifosi, per quanto riguarda ovviamente il mercato del Cosenza. Con te volevo parlare adesso di calcio di Serie C, visto che sono ormai scatenatissime le squadre di Serie C, possiamo dire la regina su tutte. No, la Regina che a differenza probabilmente delle altre si è portata avanti per le grandi ambizioni, anche per il diktat molto chiaro impresso sin dai primi giorni di ritiro da Mimmo Toscano, difesa praticamente completata. La Regina in questo momento si sta concentrando sulla ciliegina sulla torta, sull'attaccante, dopo aver raggiunto l'accordo di massima con Corazza e dopo aver tesserato anche lo stesso Reginaldo. In uscita c'è Baclé.
per cui la Virtus Francavilla resta sempre legittimamente in pole position, anche se la trattativa si è leggermente raffreddata proprio per il nodo buonuscita da dover trovare tra Baclé e la Regina. La Vibonese sta allestendo senza dubbio una squadra molto competitiva, anche qui rispettando in pieno il diktat di mister Giacomo Modica. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati probabilmente altri 2 tasselli. Il Rende nella giornata di ieri ha ufficializzato l'arrivo di Chamberlain, attende una risposta anche da Doninelli, che Andreoli considera realmente un tassello fondamentale per il centrocampo, e poi il Catanzaro probabilmente che dopo aver tesserato, come abbiamo raccontato, lo stesso Risolo di Livio, arrivato a titolo gratuito dalla Roma con il 10% sulla futura rivendita per i giallorossi. Dursi, trattative addirittura d'arrivo per la sua cessione al Napoli, poi verrà girato in prestito al Bari, 1 milione di euro versato nelle casse del Catanzaro. Qualche problemino, qualche intoppo nella trattativa con Perucchini, che comunque resta sempre il primo obiettivo per la porta. Il Catanzaro è su Nicastro, calciatore che si è svincolato dal Foggia per sostituire Dursi, e poi sta lavorando in maniera sotterranea anche per Manuel Sarao e per altri obiettivi di calciomercato che riguardano il famoso centravanti, il famoso Ariete, tanto agognato dalla tifoseria ma soprattutto voluto fortemente dallo stesso Gaetano Auteri. Allora, con il direttore sportivo Roma volevo parlare, innanzitutto parliamo di Regina. So che insomma tu sei molto legato a mister Giacomo Modica, quindi parleremo anche tra poco di Vibonese, col mister con cui hai lavorato anche qui, me lo ricordo, io iniziavo a muovere i primi passi qui a Tele Europa Network, hai lavorato proprio a Cosenza quando c'era il Cosenza FC. In serie di tantissimi anni fa. Tantissimi anni fa, siamo fatti vecchi. Non diciamo perché ho la barba bianca. Allora Domenico, parlando proprio di Toscano, dice: vi spiego come costruiamo la nuova Regina. Il tecnico, attraverso le pagine di un sito web, ha invitato tutti ad avere pazienza, ha parlato di grande sintonia con la società, è una società che insomma non ha nascosto le ambizioni di inizio stagione. In realtà è una società che sono 2 anni che non nasconde ambizioni da quando è arrivato Gallo, hanno fatto sempre grandi acquisti, grandi firme. Ora magari con l'arrivo di un tecnico scavato come Toscano, che è uno che conosce bene la categoria, che l'ha vinta più volte, hanno avuto idee ancora più chiare su chi andare a prendere e dove andarla a prendere. Giustamente, come diceva Attilio, hanno già ufficializzato Reginaldo, hanno già completato il pacchetto arretrato, hanno praticamente chiuso Corazza, che è un giocatore fortemente voluto da Mimmo Toscano, quindi diciamo che tra le squadre che andranno a competere per la vittoria finale sicuramente può essere annoverata la Regina, insieme al Bari, insieme a un Catania che magari quest'anno è partito con un filino di ritardo rispetto alle altre stagioni per problemi, vicissitudini, giustamente scelta allenatore, liquidazione allenatore che c'era, quindi hanno un attimino ritardato, però sappiamo benissimo che il Catania è sempre tra quelle squadre che vanno verate ai nastri di partenza tra le grandi formazioni. Poi non c'è da dimenticare che quest'anno nello stesso girone, che è una B2 come tutti dicono, ci sarà anche il Teramo di mister Tedino e la Ternana di mister Gallo, che sono altre 2 corazzate con budget infiniti per la categoria. E poi ci sono le piccoline che non sempre, come si dice sempre, il budget può creare, può essere un deterrente, perché ci sono delle squadre organizzate che magari alla lunga potranno fare molto bene, anche dare fastidio anche a chi è partito per obiettivi più importanti, come è successo anche la passata stagione. Certo. Avvocato, invece parlando proprio, leggo adesso la notizia che riguarda oggi, si parla della campagna abbonamenti della Regina, insomma giustamente hanno preso tanti giocatori importanti, l'ultimo in ordine di tempo Reginaldo, c'è anche una vecchia conoscenza rossoblù, c'è Francesco De Rose, che, insomma, che con mister Toscano ha già lavorato in diversi anni, quindi giustamente viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e con questo sperano di fare una campagna abbonamenti abbastanza cospicua. Sì, giustamente dico io, perché la società sta dando fondo a grossi investimenti, quindi è anche giusto
Se vogliamo, la campagna abbonamenti deve essere un riscontro di fiducia da parte della tifoseria, certo. Quindi ovviamente è anche giusto che la tifoseria Amarando, che già aveva fatto anche negli anni passati grossi numeri a livello di abbonamento, riscontri in maniera entusiasta la fiducia nei confronti di questa società. Secondo me, ritornando un attimo sul mercato della Regina, ho l'idea, se Mimmo Toscano non dovesse cambiare il credo tattico e quindi continuare con l'idea del 3-4-3, probabilmente forse un qualcosina ancora faranno, soprattutto sugli esterni di centrocampo, secondo me, anche perché insomma in difesa sono abbastanza coperti, in mediana mi sembra anche, e in attacco hanno preso grossi nomi. Sugli esterni di centrocampo, che poi è il fulcro, ricordiamo, del gioco di Mimmo Toscano, no? Ricordiamo certo. Chiuzzi, Bernardi, che ai tempi di Cosenza solcavano le fasce. Stessa cosa è successo a Novara quando ha vinto il campionato sempre di Serie C, ed a Terni, quindi secondo me qualche altro colpo la dirigenza Amarando ce l'ha in canna, e secondo me saranno dei colpi importanti di categoria, perché sono quelli che caratterizzano poi il modo di giocare alla Regina, del tecnico. Sì. Quindi diciamo è giusto che la tifoseria dia un grande sostegno e un grande attestato di fiducia alla società. Tornando alla Vibonese invece, direttore, partita per Lorica, il tecnico Modica, insomma c'è stato un po' un vai vieni, cioè, c'era la notizia nell'aria dell'arrivo del tecnico, poi era stato accostato anche ad altre società siciliane, e invece poi alla fine ha scelto il percorso della Vibonese. Evidentemente insomma è un percorso abbastanza ambizioso anche questo. Certo. Magari si lavora sotto traccia, però il tecnico lo conosciamo, è un tecnico che certamente non ama la bassa classifica. No, è un gran lavoratore. Ora io conosco fondamentalmente benissimo Modica, quindi è un lavoratore, uno che ha le idee chiare, uno che ha un'idea di gioco, uno che ama il 4-3-3, essendo praticamente figlio illegittimo di Zeman, quindi lui gioca, lui ama il gioco propositivo, quindi sicuramente gli faranno una formazione adatta alle sue caratteristiche. So per certo che sono andati su obiettivi importanti, poi chi opera a Vibo sa come operare, quindi non è un novizio per la certo. categoria, sa benissimo come operare, sa dove andare a colmare il gap che in questo momento magari la Vibonese ha con altre società, sa chi vuole Giacomo, chi vuole Modica e chi fa al gioco della Vibonese. Sicuramente anche l'anno scorso ha dimostrato di essere un tecnico preparato, partito con una cavese fatta sostanzialmente da giovani che arrivano da eccellenza e Serie D, ha fatto un campionato che alla fine è arrivato a un punto dai playoff, una salvezza tranquilla, quella che gli avevano chiesto, con l'amaro in bocca il finale di stagione, perché se avessero pareggiato o vinto l'ultima partita contro Bisceglie praticamente erano ai playoff, ed era sicuramente un miracolo sportivo. Spero che possa rifare quello che ha fatto, anzi sono certo che rifarà quello che ha fatto di buono l'anno scorso a Cava, e sicuramente migliorerà anche l'obiettivo, perché è una società che sa fare calcio, quindi sicuramente si troverà bene, anzi si sta trovando bene. Attilio, io non ti sento, o meglio, ogni tanto sento qualche rumorino, quando vuoi intervenire lo sai, no? Siamo qui. Sì, assolutamente, però mi legavo prima al discorso che faceva giustamente Domenico su Mister Modica. La grande bellezza e la sensazione, dal mio punto di vista, delle squadre di Mister Modica, valeva per il Messina così come vale per l'ultima avventura a Cava, e che si ha sempre l'impressione che possa accadere qualcosa a stretto giro di posta. Sono squadre sempre vive, calcio propositivo, ed è senza dubbio probabilmente quello che serve, mai come in questo momento e mai in un campionato così complicato per la Vibonese.
gente allo stesso tempo d'esperienza, tanti giovani senza dubbio sulle ali dell'entusiasmo e con l'unità di intenti, con la grande volontà della Vibonese di voler a tutti i costi Modica rispetto a tanti altri allenatori che si sono proposti potrà fare la differenza, ma credo anche, sono d'accordo con Domenico, che miglior scelta di Modica per la panchina della Vibonese non si potesse fare. E poi c'è il Catanzaro avvocato che sembra che stia lavorando, insomma, come dire, un po' sotto traccia, però gli obiettivi sono il Catanzaro parte da un'intelaiatura consolidata, insomma. La conferma del tecnico. La conferma del tecnico, l'assetto centrale, difesa, la doppia mediana e gli esterni che vogliono dire tantissimo nel modo di giocare di Auteri. Sono andati a prendere, secondo me, a me personalmente un ragazzo che è sempre piaciuto, Magni dal Monopoli, uno che diciamo può esaltare sul piano della velocità quella che è il tatticismo di Auteri, con questi continui tagli da destra a sinistra e viceversa, gli attaccanti esterni che addirittura si incrociano continuamente. Insomma, il Catanzaro per me è la grande favorita del girone C. Nonostante ci sia il Bari. Perché guarda, il Bari sta ragionando su un discorso di grossi investimenti. Bisogna vedere chi confermerà il Bari dello scorso anno. Ritengo personalmente che Cornacchini in Serie D insomma, fosse un certo tipo di campionato, la Serie D, e in Serie C a vincere non so se ha propriamente lo spirito non battagliero ma di gestione di tanti galli nel pollaio per vincere il campionato di Serie C. Mentre società, anche lo stesso Catania, come giustamente si diceva, che sembra non fare un mercato roboante, ma il Catania i calciatori li ha presi nelle scorse stagioni. Anche il Catania, se vogliamo, parte da una base abbastanza consolidata. Quindi Catania e Catanzaro io le vedo un gradino sopra al Bari, peraltro tanti elementi nuovi nel Bari potrebbero rallentare, diciamo, un discorso di amalgama all'interno della squadra. Per quanto riguarda la Reggina, la vedo sicuramente come una delle grandi favorite, però diciamo, c'ha un quid in meno rispetto a Catania e Catanzaro, non a livello di nomi, non a livello di qualità, ma proprio a livello probabilmente di gruppo, di squadra. E abbiamo visto, ci siamo passati noi stessi, ma d'altronde anche l'esempio dello scorso anno della Juve Stabia credo sia alquanto da tenere in considerazione. In Serie C la spunta chi in minor tempo riesce a fare gruppo, riesce a diventare squadra quadrata, passando dall'euforia che può dare il bel gioco alla concretezza dei risultati. E in questo credo appunto che il Catania, se riuscirà anzi a scrollarsi di dosso un po' le polveri delle delusioni delle 2 stagioni precedenti, e il Catanzaro, se riesce a mantenersi più quadrato addirittura rispetto a come era lo scorso anno, potranno dire la loro anche a discapito delle altre. Poi è ovvio che se società come il Bari, anziché una squadra di C, andranno a realizzare una squadra da Serie A, mi insegnerete, insomma, vinceranno ugualmente, insomma. L'ultima battuta... C'è un dato per me, Anna, perdonami se mi inserisco, giusto a chiudere questa parentesi, no? Di tutte le formazioni di cui giustamente stavano dibattendo in studio l'avvocato, che saluto e che non vedo da molto tempo, e che probabilmente potrebbe propendere a favore della Reggina nel sistema di gioco e nell'idea di gioco. Sia Catanzaro che Bari e Catania hanno probabilmente un'impronta molto più offensiva rispetto ad una Reggina che sulla carta sarà maggiormente quadrata. Quindi attenzione a non sottovalutare questo dato, ma
quello che è certo e mi sembra ovvio, non scopro certamente nulla di nuovo, è che sarà un campionato assolutamente spettacolare in termini di nomi, ma soprattutto in termini di leadership, perché una vera e propria ammazzacampionato in questa B2 sinceramente fatico ad intravederla. Attilio, invece adesso volevo parlare, visto che siamo in argomento, parliamo di calciomercato di Serie A, perché vedo tanti titoli oggi dei giornali, addirittura questo colpo di scena di Chiesa che insomma vuole la Juventus, insomma tutti vogliono la Juve, Attilio, ma com'è possibile? Sì, però io credo... Io gongolo, io gongolo. Sì, ci sono pochi margini di manovra francamente su Federico Chiesa. Ci sta provando anche l'Inter, ci prova legittimamente la Juventus, ma tutte con offerte a ribasso. La Fiorentina prenderebbe eventualmente, nel caso in esame, una possibile offerta da 100 milioni che al momento non esiste. Ma Commisso si è spinto con la tifoseria per una Fiorentina sempre più in mezzo alla gente, che ha individuato in Chiesa il suo vero e proprio capitano in pectore per il futuro, almeno per questa stagione. Quindi difficilmente, dal mio punto di vista e dalle informazioni in mio possesso, la Fiorentina si smuoverà su questo aspetto. La Fiorentina che cova sempre l'idea, più che una suggestione concreta, Mario Balotelli per il suo attacco, una Fiorentina che punta sempre De Paul, ma è un mercato che dipende soprattutto ormai dalle punte, da un Inter epicentro del mercato. Le complicazioni per Lukaku sono lì all'orizzonte. L'Inter avrebbe deciso, secondo quanto ci risulta, di provare anche ad inserire Ivan Perisic, bocciato anche pubblicamente da Antonio Conte per abbassare il cash su Lukaku. Sta valutando il classe 99 Leao, prezzo 40-50 milioni del Lille, ma da quanto ho preso da fonte Lille non ci sarebbe solamente l'Inter su Leao, ma ci sarebbe anche il Milan e ci sarebbe anche la Roma. Un Inter che è tornato a parlare con la Fiorentina per quel che riguarda Biraghi, e poi i due bomber che stanno catalizzando e monopolizzando il mercato. Da una parte Higuain, dall'altra Icardi. Per Higuain c'è sempre in ballo l'operazione Roma, per un accordo che la Roma e la Juventus hanno trovato per un prestito al di sotto di 10 milioni, un riscatto al di sotto dei 35 milioni. Per Higuain è pronto un triennale a 5 milioni di euro a stagione, mentre per Icardi ci sta legittimamente provando il Napoli, che ha riscontrato almeno una leggera apertura, ma ricordiamo, perché Icardi, da quanto ci risulta e come abbiamo raccontato, ha un accordo di massima con la Juventus. E poi il colpo praticamente fatto del Milan, che dopo aver piazzato, grazie all'ausilio di Mendes, André Silva, che oggi ha svolto le visite mediche con il Monaco per una cifra intorno ai 30 milioni, 25 più 5 di bonus, si è gettato all'assalto di Correa, 40 milioni di parte fissa più 6-7 milioni facilmente raggiungibili per un Milan che, nonostante quel che si diceva, ha intenzione di investire e di rinforzare sempre in ottica gioventù e linea verde la formazione di Marco Giampaolo. Allora, Attilio ci ha dato l'infarinatura. Posso fare una domanda ad Attilio, se certo. è ancora in collegamento? Sì. Attilio, io ho letto cose strabilianti sul nuovo proprietario della Fiorentina, sia in termini di grandissimo, immenso patrimonio di cui è titolare, sia in termini di cultura e intelligenza nel fare business. Non pensi che l'occasione migliore per trattenere Chiesa sarebbe quella di iniziare un po' a ragionare proprio nel dare nuova linfa e qualche elemento di personalità e di caratura superiore alla propria squadra, piuttosto che fare un tira e molla sul piano economico con le altre società? Perché sai, rimanendo solo sul tira e molla è come se in realtà si volesse vendere il calciatore, ma lo si volesse vendere al prezzo più alto possibile, mentre se si rafforzasse la squadra daresti anche una certa garanzia sul piano qualitativo al ragazzo, in prospettiva futura ovviamente. No, sono d'accordo avvocato, soprattutto perché è arrivato, come giustamente dicevi tu, il momento dei fatti, perché tutto bello, tutto straordinario, l'accoglienza dei tifosi, la tournée in America, l'accoglienza a Commisso, questa nuova linfa di entusiasmo in una piazza depressa come Firenze, ma Federico Chiesa va accontentato. Oggi la Fiorentina
non si è avvicinata a quel che offre la Juventus a Federico Chiesa. La Juventus offre a Federico Chiesa un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Non dico che la Fiorentina debba effettivamente equiparare la proposta che ha fatto la Juventus, ma quantomeno avvicinarsi, e al momento le parole sicuramente sono state tante, piuttosto che un faccia a faccia che non ha convinto, da quanto ci risulta, tanto poi né lo stesso giocatore né tantomeno chi l'assiste, ovvero il papà, l'indimenticato Enrico Chiesa. Quindi sono d'accordo che è arrivato il momento di fare i fatti, e ricordando che la Fiorentina ha anche perso Veretù, altro fulcro della manovra la scorsa stagione con Stefano Pioli, e che ancora va sostituito. Ma c'è anche da considerare che la Fiorentina ha tantissimi giocatori in esubero, almeno 55 da dover sistemare ancora. Io credo che proprio questo sia il motivo per cui il mercato della Fiorentina non possa incendiarsi. Però Montella ha bisogno di pedine di una certa caratura se si vuole alzare l'asticella effettivamente, come auspicato e come raccontato dall'insediamento di Commisso effettivamente. E poi insomma è una Serie A che quest'anno davvero da far tremare i polsi, perché ci sono tanti calciatori che arriveranno finalmente, dopo qualche anno. Insomma vuol dire che il calcio italiano, l'ho detto più volte, direttore, il calcio italiano è tornato in auge, perché prima insomma si guardava un po' di più al calcio estero. Ha ritrovato appeal, perfetto. Con i nomi che circolano, nomi che vogliono rientrare, nomi che vogliono arrivare, quindi diciamo che è bella la Serie A così, perché oltre alla Juve che sta investendo perché ha potere importante, cioè un potere economico importante, basti guardare che anche Pogba si parla che voglia rientrare alla Juve, Chiesa vuole andare alla Juve, c'è un corri verso questa maglia. Però altre società non stanno a guardare, perché anche lo stesso Lukaku che si è dichiarato sposo con l'Inter, quindi credo che alla fine alla lunga riuscirà a ottenere anche Lukaku, quindi sono tutti nomi importanti che da un po' di anni in realtà mancavano al campionato italiano. Si è innescato un domino con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e ha innescato un effetto domino che tutti vogliono ritornare a giocare in Italia come era un po' di anni fa, ed è una cosa bellissima. Allora, con queste parole purtroppo dobbiamo chiudere, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie al direttore sportivo Domenico Roma per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie all'avvocato Luciano Cuozzo. Grazie ad Attilio, che ritroveremo domani pomeriggio sempre in diretta qui su Teleuropa Network. Ciao Attilio. Ci vediamo domani, un saluto a tutti. Credere a qualcosa, forse un po' di più, di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare dentro di me c'è un vento che porterà via diti ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te, che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare quando il sole sale, sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa.
morso alla mela ti cambia la carriera. Ora Mordi Eva, diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera. Ora e lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento e vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Sammarro SRL è azienda leader nel settore delle vernici, cartongesso, resine, isolanti e sistemi a cappotto. Punto di riferimento per marchi di prestigio come Baifar, Duco, Alcas, Gyproc Saint-Gobain, Index e tanti altri. Proponiamo una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. Inoltre forniamo assistenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Si effettuano consegne a domicilio. Nella nostra struttura vengono tenuti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento destinati ai professionisti del settore, anche con rilascio di crediti formativi. Sammarro SRL colora, decora e rinnova. Ma non ha visto il cartello? GPL. Mi scusi. DR6 GPL. Nessun limite. Full optional di serie a soli 21.000 euro prezzo fisso. Sempre. Blue Cars, concessionaria DR per Cosenza e provincia, vendita e assistenza. Via Panebianco 520 a Cosenza. Blue Cars è anche rivenditore di auto import-export delle migliori case automobilistiche.